E siamo in chiusura di trasmissione che abbiamo aperto parlando anche quest'anno della giornata dei periti industriali e che continuiamo nella fase finale parlando di un progetto che ha sviluppato la nostra attenzione negli ultimi 5 anni. Parliamo di Panorama Star, ma in questo caso parliamo di 5 anni che ci potrebbero portare ad atterrare su Marte. Sì, grazie intanto sempre per l'attenzione che la trasmissione pone sulle attività che svolgiamo. Noi abbiamo concluso e abbiamo presentato in occasione di una conferenza stampa recente ospitata dall'onorevole Mascaretti, che è il presidente dell'intergruppo Space Economy, all'intergruppo parlamentare Space Economy. Abbiamo presentato i risultati ottenuti nell'ambito di un progetto che aveva come titolo Space Manufacturing in Situ, un progetto che è finanziato dal Ministero dell'Università con circa 4 milioni e mezzo al 50%, progetto che fa capo ad un programma ben più ampio che abbiamo battezzato Small Mission to Mars e che adesso è diventato davvero il target a cui stiamo puntando, che è appunto quello di sviluppare una missione tutta italiana sul pianeta rosso. Vedendo le immagini vorrei un commento sulla mia battuta iniziale. Io ho parlato di 5 anni, ho esagerato? Noi se dovessimo avere a disposizione la certezza delle risorse per sviluppare questo programma, noi puntiamo e nel filmato che è stato mostrato emerge in modo inequivocabile a raggiungere il pianeta rosso nel 2035, quindi un po' più di 5 anni, ma l'ordine di grandezza ci si avvicina molto. Ecco, l'importante è avere un obiettivo, quindi adesso è spostato a 9 anni, ma quando abbiamo iniziato a parlarne sembrava una cosa irraggiungibile. Certo, tutte le cose sembrano irraggiungibili nel momento in cui non, diciamo così, non ci si studia, non si approfondisce. Ora, nell'ambito di questo progetto Space Manufacturing in Situ, progetto satellite di questo grande programma battezzato Small Mission to Mars, si sono raggiunti dei risultati di grandissima rilevanza. Uno tra questi è proprio quello di aver, attraverso dei conti numerici, matematici piuttosto complessi, di aver dimostrato che esiste un lanciatore italiano che consente di raggiungere l'atmosfera e quindi del pianeta rosso. E questo è un risultato davvero di grande rilevanza che prima dello studio, prima dell'approfondimento evidentemente non era noto. Il secondo grande risultato, e le immagini lo mostrano in modo molto chiaro, è stato quello di andare a realizzare ex novo quello che noi gergalmente chiamiamo il naso del sistema di ammartaggio. Naso del sistema di ammartaggio che è stato realizzato attraverso un brevetto campano. Spieghiamo al telespettatore che ammartaggio da ammarraggio su Marte. Esatto, sì. Ammartaggio è un modo, diciamo, tecnico di dire diciamo raggiungimento della superficie del pianeta rosso, di Marte naturalmente. Immagini spettacolari, si vede questo ombrello che si apre e la discesa della capsula lentissima verso Marte. Assolutamente, e questo è un risultato veramente prestigiosissimo, perché si è riusciti a realizzare questo naso, ripeto il concetto, che di fatto è il punto più sollecitato sotto il profilo termico nel momento in cui si scende dal vuoto all'atmosfera marziana, ed è stato realizzato in Campania su un brevetto e su una tecnologia che va sotto il nome di Irene. È stato realizzato
da uno dei partner del progetto Space Manufacturing in situ, la società LeadTech, che poi ha potuto testare, e questo è l'altro risultato di grande rilevanza del progetto, ha potuto testare le condizioni marziane nelle gallerie apposite messe a disposizione dal Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale. Si è riusciti a dimostrare che il naso di questo sistema di ammattaggio ha la possibilità di sopportare carichi termici superiori ai 2000 gradi centigradi per oltre 180 secondi, che è un risultato estremamente prestigioso sotto il profilo tecnologico. Naturalmente un altro grande obiettivo che si è potuto raggiungere nell'ambito di questo progetto satellite del grande programma Small Mission to Mars è stato quello di realizzare un prototipo che ha potuto dimostrare la fattibilità e la realizzabilità di elementi strutturali sia utilizzando suolo lunare sia utilizzando suolo marziano per confezionare dei mattoncini, no? Degli elementi appunto strutturali che potrebbero avere degli sviluppi ovviamente in chiave di realizzazione di strutture, in chiave di protezione dalle radiazioni solari, protezione che abbiamo utilizzando la materia prima del pianeta marziano. Assolutamente, o quella del pianeta marziano o quella della Luna, perché ovviamente bisogna fare in modo di limitare il più possibile i carichi da trasportare dalla Terra e quindi bisogna cercare di sviluppare il maggior numero di tecnologie possibili che consentano di sfruttare le risorse disponibili in questi corpi celesti. Siamo alla volata finale. Mi interessa sapere quanto vi ha aiutato in questi ultimi 5 anni l'avvento dell'intelligenza artificiale. Ad essere onesti, non abbiamo fatto particolare ricorso a questa, diciamo così, a questo strumento. Non abbiamo fatto ricorso a questo strumento perché lo studio della missione passa attraverso, diciamo, competenze di carattere numerico, matematico, dove l'intelligenza artificiale non gioca un ruolo dominante. Analogamente, per quanto riguarda la realizzazione del prototipo, diciamo, si lavorava su un brevetto di ormai diversi anni fa che era abbastanza consolidato, quindi non abbiamo avuto necessità di interfacciarci con informazioni che potessero arrivare dall'intelligenza artificiale, anche se, ad onor del vero, diciamo, è uno strumento che abbiamo utilizzato per verificare se diciamo così, i risultati che avevamo raggiunto nel passato, che ci avevano portato al deposito del brevetto, fossero, diciamo, ancora da un punto di vista delle tecnologie sviluppate ancora validi, e questo effettivamente lo era, e ci ha fatto piacere riscontrare dopo almeno una decina d'anni che eravamo ancora sul pezzo.